Il trotto italiano, dopo il ritiro di Tornese e Crevalcore, aveva attraversato un periodo piuttosto difficile, ma nel 1964 ha ritrovato un altro fuoriclasse, il 4 anni Steno, figlio del già famoso Oriolo appartenente alla scuderia Stira. Nel corso dell'annata Steno ha conquistato una serie eccezionale di successi. Ha incominciato dall'internazionale premio d'Europa, per finire in dicembre con l'affermazione clamorosa nel premio d'inverno, superando l'americana Ellen Rodney, una delle più forti trottatrici di tutti i tempi. Ha vinto inoltre quasi tutte le maggiori classiche nazionali per la generazione e il campionato dei 4 anni. Steno ha quindi dimostrato che il trotto italiano è in grado di schierare ancora cavalli capaci di competere sullo stesso piano con i più forti americani, che negli ultimi 2 anni erano diventati gli incontrastati dominatori delle nostre piste. Steno ha confermato ciò il giorno del Gran Premio delle Nazioni, giungendo secondo dietro la francese Ouzot, dopo essere stato il brillante protagonista della corsa. Il suo preparatore e guidatore, Nello Bellei, frusta d'oro per il 1964, definisce Steno superiore addirittura allo stesso Tornese, il più grande trottatore indigeno di tutti i tempi. Ed il confronto delle prestazioni dei due cavalli fornite a 4 anni gli dà forse ragione. Se non superiore, Steno ha comunque i numeri per poter ripetere le gesta di Tornese e Crevalcore.